Le urla, i mobili distrutti, i materassi dati alle fiamme, la tensione altissima scoppiata in tarda serata prima di essere sedata a notte inoltrata. Una rivolta che ha messo alla prova la polizia penitenziaria del carcere minorile. Si rischiava pure che rimanevano nelle proprie stanze con i rischi connessi, cioè perché poteva avvenire una intossicazione, diciamo, da fumo e con diciamo, i rischi per loro, ma anche per gli stessi agenti che comunque sono dovuti intervenire. Il clima è rimasto incandescente anche nelle ore successive per la gran parte della giornata, prima che alcuni dei responsabili venissero trasferiti. Una protesta scoppiata per i pasti ritenuti non adatti al periodo di Ramadan, osservato dalla gran parte dei detenuti presenti musulmani. Bastava che chiedessero, spiega il Sappe, la direzione è sempre stata disponibile. Questo non è un valido pretesto per poter mettere in scena una rivolta di questa portata. Quindi diciamo così che si è soffiato sul fuoco perché poi quando si crea all'interno dell'istituto una commistione tra diciamo, persone che sono ultradiciottenni e minorenni, si crea una sorta di miscela esplosiva. 11 su 13 hanno fatto scoppiare la rivolta, a guidarla dei maggiorenni entrati in carcere in età minorile e come prevede la legge con la possibilità di rimanere lì fino al compimento dei 25 anni. Una situazione inaccettabile, tuona il Sappe, bisogna cambiare questa legge che favorisce l'università del crimine nei minorili, altro che rieducazione. Per calmare gli animi e sedare la rivolta sono stati schierati numerosi poliziotti, richiamati anche quelli che non erano in turno. Sul grave episodio ora saranno accertate le responsabilità. Vanno individuati un pochino quelli che sono stati più facinorosi, un poco più protagonisti di questa rivolta messa in atto. Resta la preoccupazione in città. Nella casa circondariale di Santabona tutti ne hanno sempre e solo parlato bene, anche da un punto di vista della qualità del servizio che viene offerto ai detenuti, quindi bisogna capire se è un caso isolato o se c'è qualcosa da correggere. Però ripeto, ne parlerò con il direttore e poi il fatto che siano i giovani i protagonisti è un ulteriore elemento di riflessione. Mi auguro che la direzione del carcere faccia chiarezza alle parole del segretario provinciale del PD Giovanni Zorzi, perché bisogna evitare che si ripetano situazioni come quelle vissute in queste ore che mettono a rischio la sicurezza di chi lavora all'interno della struttura. Critica anche la CGIL per bocca di Marta Casarin, segretaria della Funzione Pubblica. Da questi gravissimi fatti da condannare e che non devono ripetersi emerge un quadro per nulla nuovo, ingestibile, fatto di carenze di personale, in particolare nell'area pedagogica, che aprono falle anche sul versante della sicurezza.